Eccoci, bentornati in un nuovo episodio di podcast. Sono qui con Rocco Giordano. Ciao Rocco, Ciao. grazie per aver accettato il mio invito. Oggi sarà un episodio, diciamo, un po' diverso rispetto agli altri, perché andremo su un topic che non abbiamo mai toccato fino ad ora, che è quella dell'epigenetica. Vuoi innanzitutto, prima di partire, perché parliamo di epigenetica e dolore, vuoi introdurti per le persone che non ti conoscono, cosa Certo. fai e di cosa ti occupi, insomma. Allora, sono, come hai detto tu, Rocco Giordano e sono un assistant professor al Center for Neuroplasticity and Pain ad Aalborg, una città in Danimarca, del nord della Danimarca. Sono un biotecnologo molecolare, medico, laureato a Roma, all'Università Cattolica. Ho fatto sono trasferito qui in Danimarca per il mio dottorato di cui si occupava specificatamente dell'epigenetica e altre omiche che introdurremo dopo, nell'ambito del dolore in generale. E mi sto divertendo tanto in quest'ambito e avendo un sacco di riscontri positivi, diciamo. Come mai hai scelto questo topic in particolare? È un argomento che l'epigenetica mi ha sempre affascinato e soprattutto mi è stato introdotto da un biologo che fu il mio supervisore per la mia tesi di magistrale, che era focalizzato su alcune di queste molecole che fanno parte delle alterazioni epigenetiche e io ho preso spunto dai suoi studi nell'ambito neurologico e applicato questo poi al dolore e ha riscosso un buon successo, diciamo. Cioè, sono riuscito a prendere il posto di dottorato qui e finire il mio dottorato e continuare Bene, la mia carriera su quello, diciamo. bene, complimenti, complimenti. Grazie. Ma innanzitutto cos'è? Perché molte persone magari sentono questa epigenetica e dicono cos'è l'epigenetica rispetto alla genetica? Qual è la differenza? Puoi spiegarcelo? Certo, allora quando parliamo di genetica e di epigenetica dobbiamo fare un passo indietro e dire che tutte le informazioni che abbiamo nel nostro corpo derivano da una molecola complessa che si chiama DNA, per i non addetti ai lavori, e contiene tutte le informazioni di cui il nostro corpo ha bisogno e per la produzione dei cosiddetti mattoncini, proteine o altre componenti che sono presenti nel nostro corpo. La genetica si occupa dello studio del DNA e delle alterazioni che sono presenti nell'interno di questa molecola e le più conosciute sono le mutazioni che possono essere patologiche o ci rendono diversi gli uni dagli altri. Quando parliamo di epigenetica, epi viene dal greco e significa al di sopra della genetica. Quindi parliamo di tutte quelle modificazioni che alterano e regolano il modo in cui il DNA produce queste informazioni senza avere alterazioni del DNA. Questo è sempre complicato, io uso un esempio, provate ad immaginare un libro e il libro contiene le sequenze del vostro DNA, quindi queste lettere che contengono il codice. Adesso prendete una graffetta e bloccate le prime tre pagine. Adesso non abbiamo cambiato il contenuto del nostro DNA, ma non possiamo più leggere da pagina 1 a pagina 2. Dobbiamo andare da pagina 1 a pagina 4. Questo altera il modo in cui leggiamo il codice all'interno del DNA e l'epigenetica può essere rifatta a quella graffetta, naturalmente semplificando al massimo. Wow, molto interessante, no? Hai spiegato molto chiaro, penso che almeno io ho capito. E come quindi si va a collegare questa epigenetica poi al dolore? Perché parleremo di un particolare studio che tu hai coautorizzato sul
l'artroplastica del ginocchio, quindi la protesi al ginocchio, quindi post-operatorio. E, per quanto riguarda il dolore, le vecchie conoscenze del dolore, cioè la stimolazione, ricevere un urto o uno stimolo dall'esterno che viene trasmesso dalla periferia al sistema nervoso centrale, non è più reale. Sappiamo che, credo, sono sicuro tu abbia trattato questi argomenti già nel tuo podcast. eh, Abbiamo una pletora di fattori che entrano in gioco dal punto di vista del dolore, e che possono essere l'infiammazione, che possono essere esperienze del dolore, alterazioni del sistema nervoso centrale e periferico, e l'attività proteica e anche l'epigenetica e i fattori ambientali. Quindi una cosa ovvia come l'ambiente o le nostre relazioni o il cosa mangiamo, i tipi di medicinali che assumiamo possono alterare la nostra risposta al dolore o la nostra suscettibilità al dolore. E per questo, e questa era anche la domanda su cui ero molto ferrato e molto interessato all'inizio dei miei studi, se fosse reale, fosse possibile valutare questi tipi di alterazioni in pazienti con dolore cronico, ma anche in controlli sani, diciamo. E queste alterazioni ci sono. Sì. Assolutamente. Andando più nel dettaglio, nello studio che abbiamo parlato dell'artroplastica del ginocchio, quindi il Certo. post-operatorio, puoi spiegarci cos'è che avete scoperto, che magari noi da questa parte non sappiamo? Allora, io faccio parte di un gruppo di ricerca che è uno include i maggiori esperti di studiosi del dolore a livello mondiale, e la parte e nello specifico del dolore post-operatorio è una domanda che si sono posti per tanto tempo. Al momento del mio inizio erano stati reclutati 200 pazienti preoperatori che dovevano essere operati per artroplastica al ginocchio dovuta a osteoartrosi, che causa un dolore, un'alterazione non solo meccanica ma anche infiammatoria. E quello che è stato fatto, abbiamo preso, sono stati collezionati, sono stati presi i campioni preoperativamente, quindi quando i pazienti erano clinicamente quasi omogenei, naturalmente c'è sempre una diversità interpersonale, e i pazienti sono stati rivalutati, quindi con un follow-up a un anno dopo l'operazione, mostrando come alcuni, se non ricordo male, intorno al 20% di questi pazienti sviluppa dolore cronico. Cosa abbiamo scoperto è che nel sangue, nello specifico nel plasma, che è la componente fluida del sangue, è possibile valutare svariate molecole che fanno parte sia di una componente infiammatoria, ma anche di una componente epigenetica. E cosa interessante è che abbiamo evidenziato differenze in pazienti che sviluppano il dolore post-operatorio a livello preoperatorio, e differenze per quanto riguarda, ripeto, alcune componenti dell'epigenetica e i marcatori infiammatori. Oh, interessante, quindi questo link c'era, su questo 20% hai detto che che sono andati poi a svilupparlo cronico, giusto? Il dolore cronico, perché naturalmente da definizione il dolore che dura al di sopra dei 3 mesi viene definito cronico. Alcuni di Ok, questi sì. pazienti hanno aumentato, alcuni hanno continuato ad avere un dolore persistente allo stesso livello, valutato sulla Visual Analog Scale, quindi un dolore che va da 0 a 10, altri invece è aumentato il dolore, quindi sono andati da un 5, che può essere una media valutazione del dolore, a un 10, che è il peggior dolore immaginabile.
Ok, E la cosa interessante è che questi marcatori, in effetti, alcuni di questi erano predittivi, hanno un potenziale di essere predittori per il dolore post-operatorio, cioè ti danno informazioni su possibilità che il paziente possa avere un'esperienza di dolore cronico post-operatorio. ok. Questi predittivi perché, insomma, adesso senza andare troppo nel tecnico, predittivi per quello che vedevate o per quello che conoscevate del paziente? Predittivi per la valutazione del dolore, cioè nel senso abbiamo usato i livelli di questi marcatori a livello preoperatorio per spiegare la potenziale espressione del dolore post-operatorio. Quindi noi avevamo i valori del dolore pre e post-operatori e utilizzando questi Ok, marcatori siamo riusciti a predire una percentuale di questo dolore, se non ricordo male, intorno al 30%, che non è naturalmente tutto, non è il 100%, quindi non ci può dare una totale spiegazione, ma è una componente, come dicevo prima, il dolore è una cosa complessa e è una delle componenti che può spiegare il dolore ok. post-operatorio. Appunto che dici è una questione complessa nel mio podcast e sia in tutti gli altri video, no, anche non di podcast, parlo appunto dei fattori che influenzano il dolore. Questi fattori in questi 20% di persone che hanno sviluppato il dolore cronico eh, erano fattori di un certo tipo. Io parlo spesso dei fattori psicologici o sociali del dolore. Hai notato che c'era o c'è, a tuo avviso, quel collegamento tra l'infiammazione e questi fattori? Allora, in questo studio specifico non abbiamo valutato la componente cognitiva, però sappiamo che i pazienti a livello preoperatorio che vengono valutati tramite un questionario che è il Pain Catastrophizing Scale, quindi la valutazione e la catastrofizzazione del dolore. Penso che questo dolore non vada più via, sono quelli che hanno più possibilità di avere un'esperienza o sviluppare il dolore post-operatorio. In un studio recente che abbiamo fatto, valutando pazienti 5 anni dopo, sempre con osteoartrite, 5 anni dopo dall'operazione, cosa che abbiamo valutato è che alcuni di questi marcatori infiammatori, quando parlo di marcatori infiammatori parlo di proteine e di marcatori che sono pro-infiammatori o antinfiammatori. Um, Abbiamo mostrato una correlazione con alti livelli di alcuni di questi marcatori e la possibilità, e l'alta catastrofizzazione del dolore. Non sappiamo adesso la spiegazione diretta, ma una speculazione potrebbe essere che avendo i pazienti con alto dolore, quindi un'esperienza di dolore cronico, hanno alti livelli di questo marcatore e avendo detto che i catastrofizzatori del dolore sviluppano il dolore cronico, potrebbe essere di nuovo un tassello in più a quella complessità del dolore spiegare perché il paziente sviluppa poi il dolore cronico. Quindi c'è una componente cognitiva e psicologica che gioca un ruolo importante nel dolore. Ok. Mi è venuta in mente una domanda che mi viene fatta spesso, eh, a cui abbiamo risposto più o meno adesso in questi minuti, sul fatto che perché una persona può aver dolore dopo, eh, anche molto dopo l'operazione rispetto a un'altra, e sono questi fattori che abbiamo detto. Quindi abbiamo risposto a questa domanda. La domanda che magari la persona che ci sta sentendo soffre da dolore, guarda caso al ginocchio e pensa che l'operazione sia andata male, perché è una delle domande che si fanno, ma non solo al ginocchio, ma in tutte le zone del corpo dopo un'operazione, quando si soffre di dolori cronici, dici, mi sa che hanno fatto qualcosa che non dovevano fare
E io lo sento spesso, dando quindi la colpa al chirurgo o al team che ha fatto l'operazione. Con questi studi che stai facendo tu e che state facendo voi, capiamo che non è necessariamente un danno fisico, non è che c'è un complotto dietro che non ti stanno dicendo un qualcosa, perché poi è quello che accade. E uno Certo. pensa, hanno sbagliato qualcosa, non mi hanno detto niente per pararsi, eh, e qui tu mi stai dicendo no, è possibile, Allora, anche la dopo cosa un'operazione. che dico sempre è affidarsi sempre agli addetti ai lavori, cioè la parte clinica e di riabilitazione ha le conoscenze sempre più aggiornate su quello che stanno facendo. E quindi, come dici tu, non è, confermo il fatto che non è che l'operazione sia andata male. E quello che stiamo scoprendo noi naturalmente è, ripeto, è una fase sperimentale, ma suggerisce che esperienze del dolore o alterazioni di questo tipo, che possono essere epigenetiche o alterazioni di tipo proteico con i marcatori, possono influenzare, entrare, come dicevo prima, in uno di quei tasselli, accendere uno di quei tasselli per poi ehm, Certo. in- incrementare la possibilità per il paziente di sviluppare di sviluppare dolore. Ripeto, naturalmente guardando uno solo di questi non possiamo avere una risposta. Noi ancora non abbiamo un nome specifico, altrimenti avremmo iniziato a produrre farmaci e risolto il dolore cronico per tutti. Purtroppo ancora siamo in fase sperimentale, non abbiamo un nome specifico, ma stiamo iniziando a ridurre questi nomi per poi andare a risolvere un eventuale problema in caso il problema ci sia. È già molto comunque quello che state facendo, perché se sappiamo quali sono i fattori che vanno ad influenzare, se noi agiamo sui fattori direttamente, su quei fattori, infatti adesso arriviamo all'applicazione pratica, perché Certo. molte persone diranno: "Va, che è tutto bello teoricamente, cosa si può fare dal punto di vista pratico?" Sia in ambito clinico che magari nella persona stessa che soffre ancora di questa tipologia di dolore, che io parlo sempre dolore nociplastico, dolore neuropatico. Mhm. Magari adesso è un po' difficile dire quali dei 2, perché chi segue questo podcast, se ha seguito le altre sessioni, sa la differenza tra i 2. Magari, faccio solo una spiegazione molto breve di qual è la differenza, così magari capiamo. Nociplastico, o neuroplastico, sono dolori che non sono causati da un danneggiamento al sistema nervoso, né centrale e né periferico. Il neuropatico, cosa che è possibile in ehm, nelle operazioni chirurgiche, è possibile che andiamo a danneggiare qualche parte del sistema nervoso, periferico, ovvero quello che va dalla colonna, quello che va verso gli arti, ecco, per intenderci, quindi braccia, gambe, quello che va via dal cervello e dal midollo spinale, insomma. È possibile che ci sia stato qualche danneggiamento, ma qui è molto difficile capire quale dei 2 è più preponderante, magari è un mix. Quindi questa è la, spiegazione. Andando sull'applicazione pratica, della ricerca per migliorare i trattamenti, questa è già una prevenzione che si potrebbe fare, ma e già quella è una migliorazione. A tuo avviso, da quello che sappiamo e che sapete, che hai studiato tu, cosa si può fare dal punto di vista pratico adesso? Sfortunatamente adesso mi sento, non posso dire possiamo andare in clinica o utilizzare questo a livello clinico. Questo perché, come dicevo prima, non abbiamo una, come si dice in gergo, una batteria di marcatori che possiamo valutare. Per esempio, questo nel cancro esiste o nello studio del cancro esiste e sono un po' più avanzati di noi da quel punto di vista di ricerca e hanno dei marcatori dal punto di vista anche epigenetico per la valutazione di specifici
stadiazioni del cancro, per esempio. Per il dolore ancora non siamo lì. L'idea è di utilizzare questi marcatori in un futuro come ehm, predizione, perché quando parliamo di marcatori noi abbiamo diversi tipi di biomarcatori, predittivi, diagnostici, prognostici e farmaceutici. L'idea è di validare questi marcatori in diversi tipi di pazienti con diversi tipi di condizioni e diversi tipi di dolore, come hai detto tu, nociplastico, neuroplastico o neuropatico o anche nocicettivo, e utilizzare questi come marcatori prognostici, cioè ci diranno come il paziente svilupperà la sua condizione, ma l'idea è, sta succedendo anche a me adesso, avere interesse da aziende farmaceutiche che sono interessate a trovare dei marcatori per lo sviluppo delle cosiddette epidrugs, cioè dei farmaci epigenetici. Purtroppo i meccanismi veri e propri del dolore dal punto di vista epigenetico non sono ancora validati, però il prossimo futuro sarà quello di evidenziare quali di questi meccanismi epigenetici e infiammatori sono associati specificatamente al dolore e cercare o di bloccarli o di aumentarli, perché i fattori epigenetici possono essere sia sopraregolati e sottoregolati. E questo non significa che sia sopra significa bene e sotto significa male, ma in base a quello che regolano abbiamo bisogno di o aumentare o diminuirli. Ok. E secondo te sarà questo il futuro dell'epigenetica in questo campo, nel fatto di, ok, andiamo a fare questa operazione su questo paziente di artroplastica sul ginocchio, cosa che non possiamo evitare perché parliamo di un qualcosa che con l'operazione il paziente ritorna a stare, diciamo, bene. Mhm. Quindi non parliamo di dolori nociplastici, parliamo di dolori che sono fisici, si vedono attraverso risonanze magnetiche, e quindi bisogna fare questa operazione. Eh, il futuro sarà quindi, secondo te, che si fa una prevenzione di quel tipo, dire ok, questo paziente gli facciamo un'analisi del sangue, un'analisi di questi marcatori, se sappiamo che lui potrebbe sviluppare un dolore cronico, a quel punto facciamo un trattamento mirato su quei fattori che vanno a influenzare il dolore. Può essere secondo te una cosa fattibile Io o vedo, no? vedo la cosa da due punti di vista. Uno può essere introdurre nel momento in cui validiamo questi marcatori, che ripeto possono essere epigenetici o infiammatori, introdurli nelle normali analisi del sangue, prima di un'operazione che viene fatta a livello clinico di routine. Questo ci dà un'idea preventiva e di prevenzione rispetto all'operazione e nel caso in cui lo sviluppo del dolore cronico dovesse presentarsi dopo, dovuto a aumenti o diminuzioni di questi fattori epigenetici, il futuro sarebbe la medicina personalizzata e quindi andare a prendere di mira quei fattori specifici di cui siamo sicuri e al momento non lo siamo, giusto per essere chiari, però prenderli di mira e risolvere l'alterazione che è associata poi all'esperienza del dolore, naturalmente. Ok, i fattori di cui parlavi che non siamo ancora sicuri, stavamo parlando, immagino, sonno, della dieta, questi fattori o altri tipologie che ti venivano in E mente? no, quelli che non conosciamo purtroppo sono quelli che stiamo studiando noi, cioè Ah, ok. non siamo sicuri al 100%. Il sonno, la dieta e tutti i vizi che purtroppo possono essere a volte malsani, sappiamo che giocano un ruolo molto importante nelle patologie, nella patofisiologia in generale, ma anche nel dolore. Il sonno. Abbiamo anche qui nel nostro centro svariati studi sul sonno e stiamo confermando sempre di più l'importanza del sonno e dell'associazione con il dolore, anche perché
eh, implica una componente cognitiva, ma anche infiammatoria ed epigenetica. Ok. Quindi sono tutti concatenati e quei fattori, come dicevi tu, la dieta e quelli sono un po' più sicuri di quello che stiamo valutando noi. Più sicuri nel senso perché sono stati validati, i nostri siamo ancora in fase di ricerca, ripeto. Però ci stiamo avvicinando, spero. Molto importante questa ristabilizzazione o questo link che noi facciamo tra mente e corpo sta diventando sempre più forte, vederlo dal punto di vista anche scientifico. Molte persone sono ancora scettiche lo capisco, per quelle persone che non sono del campo, capire che un dolore potrebbe partire dal cervello anche in assenza di problematiche strutturali, è molto difficile capirlo perché si sentono dire che magari se lo stanno inventando, quindi bisogna essere molto cauti nel parlare di queste problematiche. E noi con questi studi che usciranno, grazie anche a te e al tuo team, insomma, è il fatto proprio di vedere che ci sono fisicamente delle connessioni. eh, Sulla parte periferica che arrivano poi da questi fattori centrali, no? Quindi è molto importante, spero che sta sentendo questo podcast almeno prenda in considerazione che il suo dolore non è necessariamente strutturale, dopo tutte le diagnosi che sono state fatte, nulla esce fuori, anche in ambito post-operatorio, perché ne stiamo parlando adesso, questi sono studi chiari. Ehm, cosa, cosa ti senti? Una domanda che faccio spesso è che ora tu stai nel nord Europa, Danimarca, ehm, vedi una differenza sostanziale nel modo in cui il dolore viene trattato al nord Europa rispetto al sud Europa? Quello che ho notato in maniera drastica, cambiando dall'Italia, muovendomi dall'Italia in Danimarca, è la cosa di cui non avevo esperienza io personale, però ho visto, è quanto ci si tenga alla componente psicologica e i fattori di stress. Se sei stressato, va detto, altrimenti non sei felice, non produci, non lavori bene. Il fattore psicologico è tenuto in alto conto, cioè, è una cosa molto importante e anche trattare il dolore, si prova a fare di tutto con diversi tipi di terapie e anche diversi tipi di approcci. Una cosa che si usa tanto qui è l'educazione, nel senso dare un'educazione ai pazienti stessi nelle diverse cliniche del dolore associate agli ospedali e dare informazioni il più esatte possibile ai pazienti e a chi vive con pazienti con dolore cronico, magari con disabilità, e, ripeto, in maniera più specifica e più aperta, in maniera che le persone possano essere un po' più autonome e gestire la loro condizione. Poi, naturalmente, come abbiamo detto fino adesso, sono condizioni complicate. Anche qui si cerca di fare, non penso che in Italia non sia trattato bene, non ho esperienza personale di questo. Però, ripeto, quello che ho visto qua è ripeto, un sacco tenere conto della componente psicologica di ogni giorno e dal punto di vista del dolore, l'informazione è la migliore che si può dare ai pazienti e ai familiari dei pazienti per attraversare la non felice esperienza del dolore cronico. Io immaginavo che l'educazione fosse un qualcosa di molto diverso. È quello che noto anch'io, ritornando in Italia dopo 5-6 anni all'estero che ho fatto, mi sono sentito un po' un alieno a parlare di queste tipologie di dolori, soprattutto quelli nociplastici.
e di far capire la connessione tra mente e corpo. Una volta si parlava di terapia olistica o di terapia alternativa, no? Queste terapie alternative sono diventate oggi terapie convenzionali. Mi fa pensare l'igiene del sonno, cioè il fatto del il sonno si sapeva che poteva essere un link, no, col dolore, ma non c'erano veramente terapie lì. E oggi c'è una terapia sull'igiene del sonno, piuttosto che altre terapie mente-corpo, la respirazione, insomma, tutte cose che oggi sono diventate convenzionali, la mindfulness, la meditazione, quella è una terapia che oggi abbiamo un sacco di studi a testare che funziona. Certo, Eh, Siamo in chiusura. certo. Rocco, abbiamo affrontato in modo diciamo generale questo aspetto dell'epigenetica. Secondo te cos'è che in Italia, o comunque qualcosa che non abbiamo detto in queste domande e risposte, che ti sentiresti di dire, o magari qualcosa che non abbiamo toccato, che magari è interessante dire alle persone che sono in Italia qui che stanno sentendo questo podcast e tu dall'altra parte arrivi a notizie molto prima che noi, perché arrivano prima nella tua parte, cioè nel tuo compartimento, poi vengono tradotte in inglese o scritte in inglese e ritradotte in italiano e ci passa un bel po'. Certo, certo. Una cosa, ripeto, a me piace parlare di epigenetica perché l'epigenetica è quello che ci succede tutti i giorni. Abbiamo pubblicato qui un articolo su un giornale per i non addetti ai lavori dicendo quando urto il gomito contro la sedia questo altera la mia epigenetica. Abbiamo fatto uno studio dove abbiamo valutato tramite una piccola iniezione di acqua e sale, che dà un dolore come uno spasmo muscolare, una contrattura muscolare. Le persone che ricevono questo tipo di iniezione alterano alcune componenti epigenetiche che poi tornano indietro o tornano a normalizzarsi. E come hai detto tu, la componente psicologica è importante, ma l'ambiente circostante, dobbiamo pensare ai cambiamenti climatici. Però tutto quello che ci succede tutti i giorni può alterare la nostra esperienza del dolore, non solo a livello psicologico, ma a livello biologico, con qualcosa che può essere misurato. E per me è molto affascinante come qualcosa di veramente piccolo può alterare la mia risposta al dolore. Naturalmente tutto quello che provo sui soggetti sani lo provo anche su di me e ho lo stesso tipo di risposta. Sono affascinato da tutti i meccanismi e da tutte essendo un biologo molecolare, da tutte l'interconnessione e la regolazione di queste molecole che possono essere valutate in pazienti e in soggetti sani per spiegare il dolore. E il dolore che per molto tempo, come anche hai detto tu, a volte è stato detto te lo stai immaginando, adesso può essere valutato a livello, è stato fatto già in passato, ma stiamo continuando la ricerca su questo e può essere valutato a livello oggettivo, cioè io posso dire hai alti livelli di questo ed è una ragione per cui tu hai il dolore. Una cosa che mi preme dire è invece per i pazienti che ci stanno ascoltando e ripeto, di confermo la cosa di rifarsi sempre riporre la massima fiducia nei clinici e negli addetti ai lavori per quanto riguarda la loro terapia. Come hai detto tu, magari non è la chirurgia che è andata male, ma abbiamo un priming, cioè siamo predisposti involontariamente, non abbiamo fatto niente di male, però magari il nostro essere di tutti i giorni ci ha reso predisposti a sviluppare un dolore. Stiamo valutando queste predisposizioni al dolore per dare poi più informazioni nel futuro. Bene, grazie mille. Grazie mille Rocco. Ci sono dei modi che magari le persone che sono interessate a questi topic, magari il tuo e il tuo topic sull'epigenetica,
possono andare a guardare i tuoi studi piuttosto che contattarti direttamente? Allora, sul sito ufficiale della ISP, che è l'Associazione Internazionale degli Studi sul Dolore, International Association Study of Pain, io ho scritto nella componente del dolore muscoloscheletrico un cosiddetto fact sheet, che è informativo in maniera molto semplice. Si trovano diversi sul dolore muscoloscheletrico, ma ho contribuito lì con qualche parola, una paginetta con le diverse referenze e in inglese. Altrimenti, se qualcuno fosse interessato, io posso essere contattato alla mia email e non so come Magari la mettiamo sotto in la descrizione. mettiamo, sì, assolutamente. Ok, Sono aperto a discussioni. Non siamo ancora un centro diagnostico, quindi non possiamo purtroppo valutare o dare valutazioni diagnostiche ai pazienti. Però le pubblicazioni PubMed è sempre aperto e cerchiamo sempre di pubblicare in open access, quindi dare la possibilità a tutti di avere informazioni il più veloce possibile e aperte, senza dover pagare bene. per questo tipo di informazioni. Quindi non scrivete a Rocco se volete una diagnosi, mi raccomando. Questo Beh, no, però se volete parlare di epigenetica e dolori io sono sempre a disposizione. perfetto. Grazie, grazie mille Rocco. Grazie, Per gli altri che ci stanno ancora sentendo e sono arrivati fino a qua, vi ringrazio per essere stati pazienti fino all'ultimo minuto. Se avete, diciamo, degli interessi sulle terapie riguardo al dolore nociplastico, nell'approccio psicologico, guardate sotto nei commenti e nella descrizione trovate dei link utili. Grazie di nuovo Rocco, grazie a te. spero di vederti, di sentire e vedere nuovi studi dalla tua parte perché è molto, molto interessante. Faremo del nostro meglio. A presto. Grazie.